E si sul programma Questione di energia alternativa. Ultimamente si c'è vera a Sardegna per fare questo investimento su prima di tutto parcos eolicus. Io in regionale proprio con suo professore Giovanni Frusio dell'Università di Escrocca, esperto di energia eolica. Bene, professore. Saluti a Fustei e saluti a tutti gli ascoltatori. Grazie per aver convidato in noi. Professor Frusio, conviene da investire a pizzo di energia eolica? Conviene, poi sta suento e questa fonte di energia inesauribili, questo investimento costa pago. Due però, come te sempre, su problema dei impatti ambientali. E poi appunto investimento su privato, su chi paga l'assa e comunità. Questo pure è vero, ma tocca da porre in conto su guadagno, specialmente se questione dell'Oceano Indiano, non è di poco conto. Scusi, e ta c'entra l'Oceano Indiano? L'Oceano Indiano, certo, Fustei non dice nulla. No, e te ha da piscire a pezzo dell'Oceano Indiano, scusi Pago. Ma se eolico in Sardegna è sicuramente un progetto per creare energia limpia, ma anche la gente pensa che i scopi principali sia questo di si può imbusciare su in europeo che sarebbe di fare investimento, ma tutto si discaresce di che scopo per lo importo e questo debba andare in Oceano Indiano. Ma dai, Oceano Indiano, scusi, si che non comprende. Una volta che ne prendevo sul logo de palas eolicas, no? Con questa frozza è suento e osa rennesce a muovere sa Sardegna e con 3 mesi di navigazione osa all'ompi in Oceano Indiano, in sopra su Madagascar. Scusi Pago, fuste professor Fruso e Narendi che spalas eolicas si antasseri di commenta motorisi, poi mudai sa Sardegna in una specie di zattera giganti, poi andare in Sudafrica. No, non in Sudafrica, in Madagascar e sta a sud-est dell'Africa. E dusciene su Madagascar, ma si ne rendi conto di su chi è nendi, professor Frusio? No, due nuda dei strano, fuste pensi di quando io saresti in cui sopra su Madagascar, tempo bello tutto sanno, cioccolatione, potevo fare un paradiso fiscale. Professor, a parte questa cosa che nendi fuste è una cosa macco limpio su, ma tutto in plus commenti ad fare sta Sardegna accessibile del suo Mediterraneo. Questa frozza del suento, ma poi scusi. Come ti vuoi dove è su strinto di Gibilterra, sta Sardegna è troppo umana, non dove passa da, così strinto. Su strinto di Gibilterra, è vero, su Cadenguino dove passavo, su canali di Suez. E più che mai, professor Fruso, su canali di Suez è ancora più strinto. E poi rischiamo di parlare a Rescio, questo è un problema a mano. Mi dispiace. Vada bene, professor Fruso, devo darlassaci che è una soluzione con questa questione, Ma proprio sciusciao gioco, devo fare convinto, scusa, mi dispiace. Salutato e tornato grazie al suo professore Giovanni Frusio, esperto di eolico dell'Università di Escrocca.